If you're looking to get some use out of your gun, I have an opportunity for you. Ciao a tutti, Virus 101 di Nuovi Comandi, bentornati a voi, bentornato a me. Stasera diretta super straordinaria. Scusate, sistemo una cosa sul monitor qui in parte. Eccoci qua. Stavo tattarellando, decidendomi cosa fare, cosa non fare e alla fine mi sono detto... Beh, perché no? Perché no? Ho ripreso in mano un attimo Elite e ho detto, ma sto pizzicando il cavo. E ho detto, torniamo a vedere un attimo cosa ci offre Odyssey. Una partita un po' più rilassata di ieri. Ieri mi ero preso un po' male subito all'inizio per aver avuto quel problema con il collegamento dell'account e varie cose e quindi così. Ero accucciato. Hai capito. Perché mi sembrava così alto questo tavolino, tipo un nano che cammina in giro per la base. No, invece sono accucciato. E quindi niente, così mentre avevo caricato un po' il tutto, ho detto vabbè, partiamo e andiamo a vedere con un po' più di calma e tranquillità. E ciao Capitano End, buonasera, benvenuto in questa diretta buttata un po' lì così anche per sistemare un po' di discorsi di ieri. Discorsi che sì, ho visto nei commenti, ci sono stati dei commenti che mi hanno fatto riflettere, devo essere sincero, e uno dei commenti è quello del Terry, che ringrazio di nuovo tantissimo, come l'ho già ringraziato in precedenza sul commento, mi ha fatto proprio pensare. Allora, sì, può essere che io sia abbastanza prevenuto nei termini di questo gioco, quindi cerchiamo di fare qualcosa un po' più tranquillo. In basso a sinistra stasera? No, capitano, guarda, avrei voluto attaccare tutto l'acrocchio, purtroppo mi portava via altri 10 minuti per attaccare telecamera, configurare le cose, quindi niente facciona stasera. Proprio una diretta che è nata proprio così al volo, ho premuto tre bottoni e quindi sono andato proprio così veloce veloce. Ma per le prossime volte sì, tornerà anche il mio faccione. Chiedo scusa della mancanza del mio faccione che ho annunciato ieri così al volo e cioè così, insomma è stata una bella sorpresa, almeno dal mio punto di vista, mi sono divertito a metterci il faccione. Questa sera torno come voce dietro le scene. Poi appena sistemo un po' il setup per le prossime, che ho un attimo di tempo in più, metto anche la faccia. Comunque, tornando al discorso, appunto col commento che parlavo prima, sì, mi ha fatto un po' riflettere. Mi è dispiaciuto davvero. Purtroppo non volevo farmi prendere diciamo, da un po' di frustrazione relativa a questo gioco. Purtroppo mi sono fatto un po' prendere tanto. Una causa di quella cosa, ok, quindi di quella parte un po' emozionale è stata in primis il tutorial forzato. Non mi è piaciuto assolutamente essere stato obbligato a fare quella missione così su due piedi. Perché non lo capirò mai. E dopo la mancanza dei comandi preselezionati di default come keyboard and mouse. Bastava preselezionare questo profilo, poi io andavo a sistemarmi, regolarmi le mie 2 o 3 robette ed ero a posto. Perché non fate queste cose? Quindi mi trovo all'interno di un gioco in cui non posso muovere, non posso fare niente, eccetera eccetera eccetera, e mi sono trovato, diciamo, un po' spiazzato. Questo un po' un po' a giustificarmi anche, lo ammetto, non ho nessun problema. Poi per il resto, insomma, vabbè, il tutorial è andato come è andato e abbiamo visto un po' le varie cose. Adesso sono tornato a prendermi l'ASP Explorer per andare a fare un po' di cose in giro e volevo vedere appunto questi famosi nuovi hub che hanno messo, e da quello che mi pare di aver capito sono tutti abbastanza uguali. Quindi questo è l'hub e questi sono i terminali, e sappiamo benissimo da dove viene fuori questa cosa. Il problema è che c'è chi fa, diciamo, queste interfacce con un po' di cognizione di causa e chi invece non lo so, ci spara là sti terminali e ci locca in posizione dalla posizione dove siamo. Ok, là c'è il faccione del mio personaggio, da qui non posso toccarli, da qui sì invece, e non posso più muovermi a rimettermi dritto. Devo pigiare ESC, mirare io proprio fondamentalmente questa cosa, pigiare e a questo punto posso accedere
al terminal, dove vedo il faccione del mio personaggio, un orribile riflesso qui che se dovessi avere qualche informazione interessante e utile non potrei leggere. Vediamo se qui c'è, sì, c'è anche qui, quindi andiamo a scegliere un terminale che non abbia dei riflessi fastidiosi da visualizzati sull'interfaccia. Allora, vediamo qui Authority Contract, quindi un po' l'interfaccia che abbiamo sulla nave la ritroviamo anche qua. Mission Board, vediamo cosa ci dice il Mission Board, quindi tante cose nuove come dicevamo ieri e mi sarebbe piaciuto, come dicevo ieri, avere un tutorial che mi avesse guidato un po' di più in questa marea di nuove meccaniche che hanno inserito all'interno del gioco. Non sarebbe stato brutto. Qui vediamo i cicciopanzi delle fazioni, quelli con cui siamo amici e nemici, quindi ci andiamo sopra col mouse. In questo caso il mouse funziona e sono molto contento della cosa. E qui ci categorizza le missioni, qui vediamo il numero di missioni suddivise oramai per tipologia, ma penso che posso filtrarle anche per fazione. Quindi per esempio prendiamo questa fazione, no, sì. Sì, sembrerebbe di sì perché ho Operation e qui no. E qui ci sono di nuovo. Ok, allora si attivano e si disattivano. Quando li disattivate tutti si riattivano tutti in automatico. Quando ne scelgo uno mi si attivano solo le sue. Però se lo deseleziono e ne seleziono un altro, ok, vabbè, è un po' accendi spegni e sì, dai, può starci. Combat Mission non ne voglio. Operation e vediamo. Sabotage, Disturb Production, Nighting Agricultural Facility. Ok, ma sono missioni a piedi o a nave o con lo Scarab? Che tipo di missione è? Dovrei capirlo dall'icona. Purtroppo l'unico modo che ho per capire cosa vuol dire quest'icona è quando arrivo sul pianeta o sulla stazione o dove devo andare a fare. Allora, Disrupt Production at Nightingale Agricultural Facility, vabbè, magari cerco di evitare questa cosa. Sono uscito dal pannello, no. Oh, non posso rientrare nel pannello? Ah no, sono già nel pannello, ma non ho il mouse e devo selezionare così. Ok, vabbè, adesso lo so. Allora, collect, fetch the biological sample from a settlement. Ok, quanto pagano? 57.000 cucuzze. Ci dà un dado, un qualcosa. Vediamo cosa mi dice questa missione. Ah, ok, una Evacuation Protocols Unit. Vabbè, non mi interessa allo status attuale. Andiamo a vedere un attimo se c'era qualcuno che tipo questi NPC qui. No, assolutamente. Ok, qui abbiamo venditori di qualcosa con delle texture di qualità pessima, almeno da me. Non so se magari voi avete settaggi più alti, magari le vedete meglio. Io sto andando qui settaggi di default. Allora vediamo Josephine Reed cosa mi dice. Let me browse your stock. È una proposta? No. I'm looking for consumables. Vediamo cosa ha nel suo stock. Oh, ma dai, ok. Allora, da questi cicciopanzi andiamo a comprare armi e armature. Ok, c'è un'armatura available, vediamo cos'è, cosa non è. Ok, mamma mia. Ok, non posso. Come lo ruoto? Ah, ok, tenendo premuto la rotellina del mouse. Devo dire che le proporzioni sono strane, le mani sono piccole, la testa è grande, il busto è completamente sproporzionato, gli stivali capisco che siano grandi perché avevano le suole magnetiche, altre cacate e via. Ciao Luca, benvenuto e bentornato nella diretta e nella discussione. Ho visto i tuoi commenti e guarda, non posso non essere d'accordo con te, assolutamente 100%. E se non avete un buon setup, gli FPS di questo coso precipitano in una maniera incredibile. Non ho ancora provato a scendere su un pianeta o su un settlement a piedi, quindi troverò quel che troverò. Comunque, allora, posso prendere una Dominator Suite? No, è questa la Dominator Suite? No, Pioneer Supplies, Buy Suites. Ok, andiamo a comprare le... no, le mie texture sono ancora più schifose, tranquillo, le tue sono in 90k rispetto alle mie. Mamma mia! Sì, però capisco che se non
cioè vabbè, no, ottimizzato come ottimizzato sto gioco, serve veramente potenza di calcolo per farlo partire. Comunque, io a questo punto non capisco se questa è l'armatura che io ho, se è l'armatura, vabbè, quello che sia. Allora, Manticore, First, vabbè, All Manufacturers, vediamo cosa ci dicono. Ok, allora posso le Engineer Modification slot, quella cosa che piace a tutti, sono abbastanza sarcastico su questa cosa. Comunque, se pigio qui, buy suite, vabbè ma non la vedo, ma vabbè costa 150.000 crocuzze, non è che non le ho, ma... Dominator Suite, vediamo. All grades 5, no. Posso andare solo a 1. Perché sarò grado 1 per qualche motivo. Cos'è questo grado? La mia abilità nel fare cose? Non lo so. Allora, leggo la chat. No, non è che poi il problema non è solo nella modalità FPS. Se non si hanno schede video decenti, anche nello spazio vai male. Pensa che vedo male anche i brillamenti solari. Eh sì, fa parte purtroppo del nuovo Planet Tech. Hanno spinto un attimo il motore grafico in avanti e questa cosa ovviamente è diventata molto più esosa in termini di risorse. E non so quanto furba è stata questa mossa. Allora, sì, è bello visualmente avere le cose un po' più fighe, però l'unica alternativa è restare a giocare nella modalità Horizon e non nella modalità Odyssey. Purtroppo la potenza di calcolo è quella e da lì non si scappa. Da lì non si scappa. Sarebbe da fare tutto un discorso anche in relazione a Star Citizen. Ovviamente sappiamo che è un gioco che non è nato per nascere oggi, cioè non è impostato per nascere oggi, è impostato per nascere tra anni, quindi ovviamente lì si può capire che la grafica sia molto più spinta. Su Odyssey hanno voluto fare varie cose e fare un po' questo catch up con le grafiche, che devo dire non sono neanche brutte in alcuni casi, perché comunque non sono neanche brutte, però c'è proprio questa superficialità nelle cose. Per esempio questo modello. Notate qualcosa di strano? Come dicevo prima, la faccia è troppo grande, le braccia hanno delle proporzioni strane, l'inquadratura può essere anche causa di, e dopo vedo questo braccio robotico qui a fianco e mi domando perché devo avere un tool di scanning in mano. Comunque, se gira Horizon dicono gira anche Odyssey, sì, infatti dicevano ma non gli crede nessuno. Comunque, io nell'acquisto delle armature non so cosa sto comprando, non so cosa ho addosso, non so upgrade cell suites, ok, upgrade cell weapon, vabbè. E andiamo, ok, allora io ho l'armatura, penso di avere l'armatura di base, ok, ho la mia flight suite, quindi non ho altro addosso se non questa tutina fatta un po' così, con i piedi fatti così, vabbè. Che dire. Flight suite, posso vendermi la flight suite? High grids? Posso customizzare la mia... Uh-huh. Metto le decal. Ok. Quindi ovviamente questo costa soldi veri. Questo è un po' un cash shop per mettersi le cose addosso. Vabbè, ok, siamo finiti nel cash shop. Non mi interessa. Guarda, giro proprio con la tutina di base. Non mi interessa. Vabbè, a sto punto andiamo a prendere una tuta, visto che ci siamo qua un po' di cucuzze le abbiamo. Dominator Suite, buy suite, confirm. Ok. Space for an extra weapon, better armor, and shields are essential if you're headed somewhere dangerous. Oh, and don't forget to equip that suit into a loadout. Ok, voce molto sexy, devo dire. Sono sempre abbastanza sexy le voci inglesi, perché è proprio pronuncia inglese. E mi piace, anche per passati ricordi. Dai, passatemela così. Spero che Virgilio sia all'ascolto, perché sennò dopo mi arrivano due schiaffoni. Comunque,
Ho preso sta suite e non la vedo addosso, vabbè. Sì, ma comprane direttamente una nuova, altrimenti con la tuta base non puoi nemmeno scendere dalla nave. Questo sono, almeno questo sono riuscito a farlo. Ah, ok, grazie Luca, sì, infatti adesso ho preso la tuta perché almeno vado giù. Quindi quella che vedo effettivamente è la Dominator Suite. Questa cosa qui che è diversa da quello che vedo qui perché comunque sono abbastanza diverse. Se guardiamo anche le spalline e l'immagine di questa cosa sono abbastanza diverse, però appunto rispetto alla suite normale non è meglio avere qualcosa. Quindi se io vado su upgrade cell suite, allora Dominator Suite, questa è la mia cosa, e comincio già a vedere delle cose che non mi piacciono. 600.000 crediti per l'upgrade dall'1 al 2 e tutti questi materiali da trovare, perché devo trovare materiali per fare l'upgrade di una suite. Quindi arriviamo un po' sulle note un po' meno piacevoli del gioco, però anche da questo punto di vista uno dice va bene, vado a trovarmi i materiali, non è tanta roba, però temo che più andiamo avanti peggio sarà. Allora, customize suite, ah no aspetta, sempre cash grab, cash shopping, cose del genere. Oddio che elmetto assolutamente orrendo, ma vabbè. Ok, va bene così. Allora, Dominator Suite, Unlocked. Allora, attenzione, perché qui c'è, c'è, c'è il trucco. Perché noi adesso dobbiamo fare 600.000 cucuzze, che grazie a Dio le abbiamo. Non capisco questi costi assurdi al grado 1. Cosa mi costa al grado 5? 50 milioni per aggiornare una tuta. Vabbè. E poi da quello che ho letto fino al grado 3 si trovano, poi bisogna andare di ingegneri. Mi sa di sì, la suite dell'esploratore è interessante. Ah, ok. Vabbè, magari quando riuscirò a sbloccare qualcos'altro inserirò un po' di cose. Quindi, per fare questo upgrade mi servono questi materiali. Dove li trovo? Dove li trovo? Ah, ok, già a venderla ho perso 60.000 crediti. Comunque notiamo questa cosa. Vabbè, dove trovo questi materiali? Bella domanda. Vabbè, andiamo a prendere le armi. Ah, perché non so che armi ho, quindi upgrade cell weapons. Che armi ho? Una pistola, ok, posso ruotare il modello? Sì, almeno posso ruotarlo. Una cosa che mi hanno fatto presente è che questo è il caricatore, quindi è storto rispetto alla camera di scoppio che sta qui dietro e alla canna dell'arma. Dovrebbe essere un'arma a semi-automatic pistol with raw recoil, high fire offset. Ok, quindi essendo che il caricatore è qui sotto c'è un grosso problema nel far arrivare le cartucce da qui fino a qui. Cos'è? Le girano per dentro e gli fanno fare non lo so, sarebbe stato più ovvio avere il caricatore, diciamo, in questa posizione. Vabbè, non so che dire, hanno deciso questo. Quindi comunque io finora ho solo quest'arma. Ok, andiamo a comprarne un'altra. Conviene iniziare ad ingegnerizzare dal 4 in poi, almeno da quel che ho letto adesso. Beh, penso di sì. Ingegnerizzare una tuta di grado 1, che me ne faccio? Spreco materiali, spreco tempo. Allora, ovviamente tutti noi puntiamo al massimo, quindi ovviamente è giusto che cerchiamo di... Io adesso voglio vedere un attimo queste user interfaces, perché da quello che ho visto mancano parecchie informazioni. Quindi mettiamo che voglio comprarmi questo fucile Karma AR50, vediamo che informazioni mi dà il gioco. Allora, arma primaria, fucile, ok, costo 125.000 crocuzze, è un fucile automatico, ok, quindi devo leggerlo in questo testo qui. Solid all-rounder with comparatively good power and range. Fine. Damage type kinetic, fire mode automatic, ok, quindi lo vediamo qui e basta. Non ho altri dati. Purtroppo non mi dice che range effettivo ha, 100 metri, 200 metri, rinculo. Ok, se è kinetic, quindi è a proiettili, poi si aumentano i costi delle armi e aggeggini vari, sembra che costino quasi quanto le navi, sì, cosa non molto realistica. Ho detto che c'è un certo sbilanciamento, però prendi tutto con le pinze perché siamo in alfa. Allora sì, i costi sono folli, ma non siamo in alfa, questa è la release. Attenzione,
io non ho preso l'alfa, questa è la release, quindi come sentivo rumori in giro non sembra quasi non essere neanche una release finale, sembra quasi proprio una beta. Karma L6, dai andiamo avanti a vedere. Karma L6 Rocket Launcher, esplosivo automatico no, vabbè, pistola, manticore, tormentor, andiamo a vedere qui. Allora, plasma, quindi oddio, che brutta, che brutta, non mi piace assolutamente questo modello. Questa cosa assolutamente superflua. Vabbè, non mi piace, non mi piace. Un attimo che mi sposto l'OTAS perché cioè, tra un po' mi serve una scrivania di 4 metri per gestire OTAS, monitor, mouse e tutto il resto. E tutto il resto perché sto guardando l'oppressor, vediamo un attimo com'è. Allora, già noto una cosa. Qui siamo in grigio, qui siamo in bianco. Perché? Non lo so, vabbè. Piccoli dettagli però. Lack of polish. Automatic. Non ho nessun dato. Quanti danni fa? Quanto è il suo range? Quanto è il suo fire rate? Quanto danno fa per singolo colpo? Non vedo niente. Quindi andrò un attimo a naso. Manticore Executioner 175.000. Allora, questi sono tutti plasma? Oh, hanno riusato la stessa icona del tipo di danno per il fire mode. Non mi piace, non mi piace. Sì, sono sarcastico perché questa non è una release. Ah, ok, scusami, perdonami, non avevo colto la sottigliezza, perdonami. Allora, sì, no, non penso sia in uno status di release. Beh, voglio comprarmi un fucile, allora andiamo col Karma R50 Kinetic e via. Ho timore che per abbattere gli shield dei nemici questa arma non sia ottimale. Però 125.000 cucuzze, vabbè, compriamo The questa. Karma AR-50 is unstoppable against soft targets. Perché devono parlare? Non parlate, scrivete i dati. È meglio, funziona più meglio e ci piace più meglio. Ok, ma compriamo anche un'altra arma. Quindi ho un fucile a proiettili e adesso andiamo a prendere questo, l'executioner, plasma, semi-automatic, ok, quindi ok, rifle, long range rifle. Ok, allora, se non lo leggo qui, quindi sarà un'arma sicuramente un colpo, molti danni, poco però semiautomatica anche questa. Questo cos'è? Ah, è uno shotgun. Non ho shotgun di questo tipo perché tiro giù gli scudi a distanza, mi avvicino, tiro giù l'omino da vicino, ma fa anche rima. Cos'è? Pistol, no, non le voglio le pistole. Oppressor rifle. Mi tocca prendere sta cosa qua. Vabbè, andiamo con due armi automatiche, dai, in altri 125.000. Confirm. The oppressor, huh? Ok. I can see you like to keep your options open. Ok, va bene. Allora, un po' di voice acting ci sta per l'immersion, ma tolto quello, ok, Dominator Suite, vabbè, back. Allora, visto che adesso ho preso anche un paio di armi, andiamo a vedere gli upgrade delle armi. Anche qui, prendiamo per esempio questo, anche qui, pum, weapon schematics, ionized gas, manufacturing instruction, bla 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 bla, per poi non parlare delle famigerate ingegnerizzazioni, perché se voglio mettere un mirino devo fare un'ingegnerizzazione, se voglio aggiungere questa cosa, allora, ok, ci sta. Se parliamo di realismo, ci sta che se io prendo per esempio una R, ok, una R15 e modifico internamente le molle, il grilletto e altre componenti, quell'arma possa sparare più velocemente, quindi quella sia una modifica che è specifica di quell'arma che non si può passare ad un'altra arma. Ma montare un soppressore o un mirino
No, non è così. Comunque, i monelli non è che siano bellissimi, considera che è la prima volta che le vedo non ho mai avuto il piacere perché non mi carica le... Oddio, che sfiga. Ok, mi dispiace. Allora dai, adesso facciamo un'altra piccola carrellata e comunque sì, i modelli non sono entusiasmanti, sono un po' futuristici e con molto un'ispirazione anni 70, secondo me. Sì. Né carne né pesce, come diciamo nelle zone nostre, né carne né pesce, proprio detto proprio in Veneto, vuol dire che non è un po' né l'uno né l'altro, ho sbagliato. E andiamo, torno un attimo qui, dai, così Luca ti faccio vedere un attimo i vari modelli. Qui vediamo questo fucilazzo automatico che sembra più un'altra cosa di un fucile automatico, sinceramente. Vabbè, è fatto un po' così, non dico altro. Questo è una carabina Kinetic. Sembra anche carina questa sembra anche carina. Ti dico, non mi dispiace, la compro, confermo, e dopo andremo a provarla. Questo è il lanciarazzi. No, non ci siamo proprio. Che razzetti spara? Cioè, guardate il foro della canna da cui dovrebbero uscire i razzi. Cioè, io penso che i razzetti di Capodanno siano... E scusate, quest'arma tiene 2 colpi, perché mi sono informato. Guardate che caricatore ha e guardate la dimensione dei razzi che escono. Io penso che di questa dimensione qua dentro ce ne stia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se non anche 8. Che dite? Però, Games, va a sapere, sembra quasi una Nerf gun. Sembrano quasi delle Nerf gun, proprio, mi danno proprio quel look and feel. Vabbè, la pistola molto basica, tralascio. Questo l'abbiamo visto prima, orribile, proprio non mi piace. Uscita da Flash Gordon degli anni 50 o anche prima. Questo che abbiamo comprato prima, beh, stesso discorso. L'Executioner già è un po' più rifinito, devo dire, non è male. Questo grilletto è osceno. Vabbè, non mi esprimo perché è meglio che non mi esprimo oltre. E dopo, vabbè, l'Intimidator che è fatto così. Io vorrei vedervi a impugnare un'arma in questo modo, col grilletto in questa posizione, la mano qui e il release della ricarica, quindi può essere che si apra o qualcosa del genere. Sì, dovrebbe aprirsi in avanti quest'arma. Non funziona così, non funziona così. Spararazzi di segnalazione al massimo. Fanno male però quei razzetti che sparano perché giochi. Because games. Why games? Secondo voi devo comprare anche i colpi per le armi? Qui non li vedo. Buy weapons, all manner of all grades. Ok, quindi anche qui scaliamo in alto. Mi sono speso una Santa Barbara di cucuzze. Dove equipaggio questa cosa? Nella nave probabilmente scelgo che arma ad andare ad utilizzare. Ah, ho sbagliato io. Chiedo scusa. Ok. Ah, consumabili. Eccoli qua dove compriamo le altre cose. Allora, ok, 2000 crediti per una granata. 1000 per una energy cell, vabbè, compriamo una, non fanno mai male. Medikit, e-breach, ok, non posso comprarlo qui. Shield protector, vabbè, i costi sono un po' quello che sono. Ok, posso comprare altro? No, non posso comprare assolutamente nient'altro. Goodbye. Ok. No, i colpi no. Ok, quindi non posso comprare i colpi, li devo trovare in giro per forza. Ok, comunque ecco qui, vediamo un showcase. Quindi come tutti i negozi ovviamente mettono il magazzino e il ciarpame davanti, la rumenta proprio in prima vista, mentre le vetrine sono dietro, giustamente. Quindi, oh yeah. Vabbè dai, non andiamo a cercare il pelo nell'uovo. Ok, allora io adesso vorrei capire se posso andare a fare una missione da qualche parte o se posso andare anche semplicemente all'assalto di qualche base. Il gioco non me lo dice. Allora, salvage, support, procurement, vabbè, support, vediamo cosa dobbiamo fare. Reactivate, turn on power at the Vingon drilling site. Come? Oh, quante ne abbiamo là? 50 missioni? Oh.
Allora, travel to Davidenko drilling site in the Cappella system. Ok, mi piace questa cosa. Restore power to the settlement power center using the provided power regulator. Sì, quindi mi sa che è una cosa. Cioè, guardate da dove devo capire io che questa è una missione da fare a piedi o da fare a nave. Ma guarda, ma posso prenderle tutte? Scusate. Planet Molotov's claim. Ok. Accept mission. Ok. Quanto tempo ho? 5 ore. Accept mission. Accept mission. Allora, facciamo una prova. Sono sparite? Ma allora era un bug che le avevo tutte là, perché adesso ne ho presa una e sono sparite tutte. Ok, non posso vedere le missioni che ho preso, perché non sono sulla mia nave, e quindi non ho il tasto per guardare a sinistra le missioni che ho preso. Dove le vedo? Stavo per fare una boiatona. Edit loadout. Qui. Creiamo un nuovo loadout. Dominator Suite. Primary Weapon. Prendiamo questa arma cinetica. Ok. Energy Link Profile Analyzer. Secondary Weapon. E mettiamo questa. Customize Suite. Ok. No. Back. Non dovevo fare back, dovevo fare save loadout. Ok. Vabbè. Rifacciamo tutto. Rifacciamo tutto. Rifacciamo tutto. Ok, save loadout. Loadout 1. Mettiamo MK, anzi VMK Virus Mark 101. Senza lo spazio finale. Save loadout. Ok. Quindi adesso ho imparato a fare questa cosa da me. No, i colpi no, li trovi quando fai le missioni. Bene che non posso comprare i colpi. Comunque, perlomeno così ho intuito. Purtroppo non si capisce cosa sia un bug o una scelta. Ok, le scelte sono molto discutibili degli sviluppatori. Comunque, allora, ho appena creato un loadout. Equip loadout. Ok. Bene. Spero di poter fare questa cosa magari anche su una nave, ma boh. Ok, quindi. Che succede? Ok, sono stato teletrasportato qui. Boh. Vabbè. Andiamo a vedere. Ok, non posso saltare. Non posso saltare nelle stazioni. Perché non posso saltare? Questa è la mia barra spazio. Options, controls, on foot, jump, space. Ok, con lo spazio saltiamo. Quindi mi serve un universo. Non dirlo, virus, non dirlo, è una battuta pessima, lascia stare. Ok, allora abbiamo visto come prendere una missione, abbiamo visto come... ho premuto F, ho premuto. Go to your hangar. Ok, se premo E di nuovo non funziona, ma devo per forza barra spaziare. Vabbè. Lasciamo stare, i controlli sono un po' quello che sono, trovano un po' il tempo che trovano. Comunque, andiamo all'hangar e andiamo a prendere la nostra nave, che non si chiama Commander Virus 101, ma si chiama Sardea. Però, vabbè. E board. Comunque, vabbè. Ok, adesso posso andare a vedere. Ok, questa missione Galaxy Map sarà un bug oppure una scelta degli sviluppatori non saltare nella station? Boh.
Non lo so, 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 sinceramente non lo so. Ah, tra l'altro vediamo anche la nuova Galaxy Map. Penso sia stata una scelta dei dev non farci saltare là dentro. Sì, ok, so che ho delle system mission. Come vedo la system map adesso? Ok, dovrò abituarmi a questa nuova interfaccia perché dovrò abituarmi. Eccola qua, View System Map. Ok, anche qui tante cose nuove. Oh, bene. Bene. Ok, allora sì, un paio di quality of life improvement che ci piacciono. C'è l'horror review. Ok, perfetto. Sì, dai, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Vediamo se da qui. No, da qui non lo posso. Oddio mio. Ecco, io adesso non so se ho plottato il sistema o meno. No, fatemi uscire da sta cosa. No, non voglio la horror review. Map view, meglio. Meglio, meglio, meglio. Infatti. Ok, adesso siamo a posto. Ok, bisogna abituarsi su un po' di cose. Launch. Ovviamente il tasto ESC dalla mappa mi porta al menu. Yeah. Mi piace. No, probabilmente è l'unica cosa che non mi è andata a scadi. Ok. Sì, mi sembra abbastanza fluida comunque, devo essere sincero, la nuova Galaxy Map. Non male, non male. Un upgrade molto 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 desiderato. Ok. Piano perché sta nave corre e corre tanto. Ok, i comandi sono rimasti praticamente gli stessi in volo. Ok. E mentre facciamo così, andiamo a guardarci da dentro. Ok. Mi sa che devo rifare l'Holo-Me. Hanno cambiato anche un po' l'effetto del jump. Ok, ci sta, non male. Non male. Sì, è un po' più effetto jump range, dai. Questo mi piace. Questo ci sta. Vediamo se mi ricordo come si fa. Devo cambiare la modalità. Ok, ho ancora un tasto su Lotus che non mi funziona, mi sa che non lo sistemerò mai. Ok, Davidenko Drilling Site. E qui tutto come prima. Devo andare lì ad aggiustare qualcosa. Sembra che su questo sistema non abbiano neanche un tizio che può aggiustare qualcosa. Vabbè. Sì, è cambiato, carino. Sì, concordo. È più bello l'effetto di jump in Odyssey. Mi piace, devo essere sincero. Ok, resto ancora col dente avvelenato per il tutorial di ieri. Allora, ci sono delle cose nuove, belle? Sì. Ci sono tante cose a cui ci dobbiamo riabituare, assolutamente, quindi bisogna prendersi il giusto tempo, non si può pretendere di entrare in game ed essere subito fighi e capire tutto. Pian pianino si guarda l'icona, si guarda, ed è una cosa nuova e carina da fare, assolutamente. Quello che ho già visto però non essere nelle mie corde è il grinding richiesto nel momento in cui vogliamo scalare un po' in alto la nostra partita. E non capiamoci male, sinceramente sono d'accordo che se vogliamo le cose dobbiamo investirci nel gioco, ma guardavo, tra l'altro, giusto parlando mentre ci avviciniamo al drilling site qua, Crockett, ciao, è un wanted in Wing di 2. Speriamo che non venga a rompere i maroni per interdirmi. Ok, Krayt Phantom, eccolo qua.
tanto scansiono un po' di navi. Quindi, oddio, mi sono perso. Ah sì, dicevo, prima a cena stavo seguendo un po' la diretta di Yamix, un canale che tratta anche lui Elite. Vi consiglio di darci un occhio perché guarda anche le cose un po' più precisamente di quanto posso fare io, è un giocatore molto più dedicato di me e mi piace, è un ragazzo molto simpatico, mi faccio anche qualche ghignata mentre lo seguo e lui purtroppo è tutto in inglese, quindi sappiate che dovete masticare un po' di inglese per seguirlo, è molto bravo nella pronuncia ed è anche ci sta dai. Ok, speriamo di non incappare nel loop of shame, motori al 75% e andiamo. Sempre solite operazioni. Tante navi a scansionare. E quindi dicevo, stavo seguendolo prima nella diretta e purtroppo mi ha spaventato un po' la diretta che gli ho visto fare perché è stato un'ora ad andare avanti e indietro su un settlement a recuperare materiali da un posto lì. E questa cosa mi ha spaventato un attimo perché stava cercando di fare l'ingegnerizzazione di un'arma, da quello che ho capito perché ho preso la diretta non dall'inizio, e questa cosa sta spaventando un po' anche me, sinceramente. Ok, vediamola, così vediamo anche un po' la nuova Planet Tech. Andiamo un po' con calma, sono un peletto veloce. Ok, vari segnali sulla superficie planetaria. 3300. Cosa siamo? Dopo guarderò bene le date. 3300 e passa e ancora queste cose non possono essere automatiche. Devo tirare fuori io il lanciasonde, lanciare io manualmente le sonde per coprire il sondaggio del pianeta, devo collegarmi col telescopio della nave e scansionare ogni signal source a mano. Non è divertente, almeno per me. Almeno per me. Non so per voi, so che Capitano End è un grande esploratore e magari, non lo so, mi darà lui un feedback un po' più preciso sulla meccanica del Full Spectrum Scanner, come cavolo si chiama. Io l'ho usato molto poco, mi sto un po' rifiutando di usare quella cosa. L'ho dovuto usare in un paio di situazioni. Vediamo magari un po' di manetta, che dite? L'ho dovuto usare in un paio di situazioni e l'ho trovato divertente, diciamo, i primi 10 minuti, poi diventa un po' fastidiosa quella meccanica, non mi è piaciuta più di tanto, ma eventualmente poi gli esploratori che seguono la diretta o che guarderanno poi in un secondo momento magari mi correggeranno o mi diranno le loro opinioni riguardo il full spectrum scanner and co. Ok. Sto andando veramente con estrema calma. Tra l'altro noto anche un cambiamento nella palette di colori. Mi sembra che gli azzurri degli scudi siano leggermente diversi da prima. Sono meno azzurri, sono un po' più un color acquamarina, chiamiamolo così. Ok. Sto diventando nonno. Ok, attiviamo il night vision, attiviamo le luci, mi pare fosse su T6, sì. No dai, qualcosa mi ricordo ancora. Ok, vediamo la night vision com'è cambiata. L'entrata atmosferica è sempre la stessa, non è cambiata di una virgola. Ok, freniamo un attimo. La night vision mi sembra un po' più meglio. Ok, no weapon zone. Bene, cosa devo fare adesso? Ok, reactive to on the power
at coso drilling site. Ma devo atterrare alla base o devo starmene fuori? Ok. Motori stop. Andiamo a vedere cosa dicono i dettagli della missione. Restore power as a set using provided power regulator. Objective, no? Ok. Ok. Qua non ho niente. Allora, inventory, storage, consumables. Ah, ok, power regulator, mission item 1 in backpack. Ok. Ok. Nice and easy. Oh, frames. Uh. Uh, uh, uh. Ah, ok, mi sono preso anche una multa per questa cosa. Ok. Ok. Allora, non si fa così. Mi sa che dovrò abbassare anch'io le grafiche perché... vabbè. Allora, vediamo se devo doccare. Request docking. Giustamente. Ok, adesso facciamo le cose con la dovuta calma. No. Sono storto? Sono storto. Mi fa atterrare anche da storto, secondo voi? Hanno corretto finalmente sta cosa? Questa nave è fatta per essere veloce, non è fatta per le manovre. No, no, assolutamente. A proposito di realismo, visto che ne parlavamo nei commenti, avionica, una delle migliori che trovate. Il problema è questo: 2 milioni di anni per ruotare sull'asse. Sì, avrò sicuramente qualche calo a piedi. Ok. Quindi posso fare disembark, spostarmi dall'OTAS al mouse, che adesso ha veramente poco spazio per essere usato. Allora, unsafe temperatures, ok. Engage the power regulator in the power center. Dov'è il power center? Boh, vedo qualcosa lì. Poi eventualmente parcheggio fuori e prendo l'SRV perché... Ok. Quindi questo in teoria, essendo la prima missione che faccio, dovrebbe essere il mio Big Armstrong moment, come diceva in un'intervista gli dev di Frontier. Ma... non commento, no comment. Ok, sto già esaurendo energia della mia tuta a una velocità spasmodica. Non ho nessun indicatore. No, M non apre la mappa, Tab non fa niente. Ok, qui ho le mie armi. Ok. Facciamo l'holster delle armi. Ok, è un pianeta freddo. Ok. Dovrei trovare questo power center, ma... Center. Perché mi pare sia più inglese center e center sia più americana come pronuncia, però non vorrei dire una boiata. Ok.
Ah, ok, tra l'altro la rotellina non funziona, vabbè. Vabbè, c'ho il mouse, comunque mi va bene. Adesso ho un clearance di livello 3 su questa base. System map. Ok, non so cosa sia questa icona. Magari lo scoprirò in un prossimo futuro. Ok, quindi io l'unica cosa che so è che devo andare qua e fare qualcosa qua. Vedete, tasto ESC mi riporta al menu, anche se sono sulla mappa, non importa. Non posso lanciare l'SRV. Non so dove andare. Proviamo a fare launch. Vedete il discorso che vi dicevo prima. Far turnicare queste navi è... Beh... È un abominio. Bisogna per forza girare così. Ok, sono in pad loitering perché... Ok, fatemi guardare la situazione dall'alto. Ok. Sì. Non dovevo atterrare lì. Proviamo ad atterrare da qualche altra parte, tipo magari qui. No, sono in... Ok. Non gli piace che mi sono messo qua. Perché è un suitable terrain? È piatto come un mare in bonaccia. Vai. Non questioniamo. Ok, prendiamo lo scarab e andiamo a vedere che cosa succede con lo scarabbo. Non ci posso credere, l'hanno fatto di nuovo. Virus respira. 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 Tu. Respiriamo. Drive throttle, eccolo qua. Full range. Ok. Regular, full range. Questo dovrebbe essere di default, secondo me. Poi no. Che succede? Ho invertito i motori? Devo aver premuto un tasto per invertire i motori? Perché vado indietro, vado avanti, vado avanti e vado indietro. Ok, questo era il jet. Ok, non so più come fermarmi. Ok. C'è qualcosa che non funziona qui. C'è qualcosa che non funziona. Tasto D. Dov'è il tasto D? Ok. E l'ho premuto il tasto D. Che non è D sulla tastiera, ma è il D su Lotus. Ah. 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 Ok. Vediamo se adesso funziona. E adesso funziona. Vedete? Premo il tasto, mi inverte la spinta. Vado a 0. E adesso vado avanti. Premo il tasto, mi inverte la spinta. Adesso mi inverte la spinta.
Benissimo. Che succede quando vado a cambiare questa impostazione adesso? SRV Controls, Drive Throttle, Full Range e lasciamolo così come me lo dice, Inverted. Ok, e adesso funziona, avanti e indietro. Ok, questa cosa funziona. Ok. Dov'è la mia nave? Non me lo ricordo più, l'ho persa di vista. Ah, ok, bene, me l'hanno segnato con quel puntino lì. Allora, probabilmente io dovrei andare a piedi qua da qualche parte, se non sbaglio, perché ho già visto di aver tracciato un NPC da qualche parte, quindi... Oh, visto che ci siamo, facciamo i bravi. Ah, e anche Wong. Ui, che cazzo succede? Ah, ok, devo premere M per andare in combat mode anche nell'SRV. Ok. Quindi mi hanno mandato qui a riparare. No, non ci sto più capendo una cipa. Allora, mi avete mandato qua a riparare una cosa. Mi sono preso una multa per aver parcheggiato dove non volevate. Ok. Sto girando col trabicolo e mi state sparando? Ma perché? Come cazzo è possibile? Scusate, com'è possibile che un'arma, un fucile, mi tolga tutti gli scudi del veicolo? Così, con 4 colpi. Forse non era un veicolo? Ok. Allora, diamo un po' di potenza agli scudi. Beh, ci sono tante cose che devo riprendere. Allora, mi mandate a riparare una cosa in una base con la gente che mi spara? Perché? Perché? Target shields offline. Ok, dai, che abbiamo ricaricato un po' gli scudi. Possiamo fare così? Ok, vabbè, è wanted. Ok, la mira automatica trova un po' il tempo che trova, ma lo stiamo facendo fuori tranquillamente con l'SRV. Ok, stanno arrivando tutti. Guardate quanti sono. Scusate, ma prendo la nave e vi sparo dalla nave una missilata di roba. Com'era che entravo nella torretta? Così. No! Non ho più i comandi della torretta! Ah! Davvero, non ho più i comandi della torretta! Ok, allora, controls, SRV controls. Ok, allora un attimo che guardo sulla chat. Allora, questi fucili sono più potenti di alcune navi con le armi basiche. Sì, assolutamente, non ho mai capito perché ti sparano tutti, mica sei wanted anche tu. Non sono wanted anche loro sono wanted. Ah, turret mouse X axis off. Joe Peach. Ok.
dovrebbe essere a posto così adesso. Sì, sensibilissimo. Ok, quindi devo targettare con l'OTAS e sparare col mouse. E comunque fa tutto lui in automatico, quindi Target shields online. ok, allora facciamo un'altra cosa a sto punto, visto che siamo qui per provare varie cose. Avete già capito cosa sto provando ad andare a fare. Sarà praticamente un suicidio perché mi ammazzeranno fra 2 nanosecondi e quindi sarà così. Non mi ricordo più dov'era il freno a mano di sto trabicolo, vabbè. No! Assist off. E adesso come ci rientro? Board vehicle e board. Non funziona la doppia E. Drivers on. Allora, una volta premevamo 3 sull'interfaccia qua. Ah, non mi funziona l'OTAS qua dentro. Hai capito? Allora, perché c'è un'anaconda? Ok, non mi funziona l'OTAS più, quindi devo farlo a mano così. Mamma mia. Ah, ma perché forse avevo il mouse in free look? Non chiedetemelo, non lo so, non ci sto più capendo un cacchio. Sinceramente, l'unica cosa che adesso vado a fare è suicidarmi, vediamo cosa succede. Cosa possiamo fare? Allora, questa fondamentalmente è una missione di riparazione. Sono diventato ostile, sono cattivo per qualche motivo. Ok, cerchiamo di non finirgli proprio in faccia. Ok, guardateli lì. Era questa l'arma... Che arma ho in mano? Ok. Ci proviamo? Ci proviamo. Ok, ho le armi cinetiche. Ok, mi stanno già tirando delle granate. Ok, non ho nessun indicatore HUD, devo andare a vista per il momento. Si sono già stufati? Può essere. Forse ho sbagliato arma, devo prendere qualcosa di più potente. No contact. Target gone. Don't let him get away. Ok, quest'arma non fa una cippa di niente! Ah! Cioè? Scusa? Vital signs weak. Ah, non ho neanche un medikit. Ok, però posso sparare alla mia nave. Dov'è l'embark point qua? Board, subito. Ok, ciao Mirko, benvenuto, benvenuto, benvenuto. Non ho armi su sta nave, vero?
Mi sa di no. No. Non ho mai montato armi su sta nave. Mi sa che alla fine arrivate qua con la nave, tirate qualche missile dalla nave. Ah, hola. Ok. Vabbè. Vediamo se se il gioco mi ha curato salendo sulla nave o meno. Proviamo. Facciamo delle varie prove. Sì. Ah, avevo gli scudi spenti. Però una cosa ho notato carina, che sono riuscito a farli andare fuori dai maroni, quei cicciopanzi. Ok, Cappella One, Neutral, Davidenko Station, come si chiama. Qua devo fare una missione che non so neanche io dove, però mi dicono di venire qua e di ingaggiare questo power regulator. Ok, qua c'è una cassa che è già stata aperta, c'è un chip di niente dentro, lì vedo una lampada, probabilmente c'è un ciccio panzone. Ok, qui mi serve un codice o un tool di hacking, non vedo più niente, è proprio buio buio, non ho neanche un visore notturno, però posso inguattarmi un medikit. Strano, perché dal tutorial avevo recuperato granate, medikit e altre cose interessanti. No, 4 5 transfer mode, eccolo qua. Ok, questo non c'è. Ok, quindi se non muoio per una cosa, morirò per un'altra. Nothing so far. Under fire! Ce ne sono altri qui. Tirano granate come se fossero granatine. Dai! Perché ho questo loadout del cacchio? Ok, mi stanno ancora inseguendo. Leviamoci dai maroni. Beh, uno siamo riusciti a farlo fuori, dai. Pensavo di non riuscire a fare neanche quello. Spero di mettere abbastanza distanza tra me e loro. Sì, stanno dicendo, magari se n'è andato via. Sì, vabbè. Ok, comunque avete visto. Allora, ok, gli scudi ci stanno. Infatti li sto anche esaurendo. E Shield deactivated. visto che qui c'era un ingresso, una stazione o qualcosa, vorrei magari cercare di entrarci. O al più 265 metri tra me e la nave. Ok, vediamo. Suit fully charged. Ok, ho usato una recharge che non avrei dovuto. Ok, non andrà a finire molto bene sta missione, secondo me. Ok, altri medici. Oh, yes, queste mi servono. Sì, sì, sì. Ok, dicevo, non andrà molto bene a finire molto bene. Questo c'è un nemico qua vicino? Sei isolato e da solo? Posso farti fuori? Vital signs weak. Vital signs stabilized. Pink! Warning. Vital signs weak. Shield activated. Vital signs stabilized. Ok.
Ok, come dicevo, sparare in testa non fa niente. È una festa. No, ho un loadout completamente sbagliato, non è quello che avevo messo io, assolutamente. Mi mancano le mie armi. Oddio, 1-1! Per cambiare dall'arma anti-scudi all'arma anti-cicciopanzi. Wow, che bel glitch, l'avete visto? Ok, allora, questa dovrebbe essere l'arma che fa male agli scudi. Shield Ah, che deactivated. brutto sto effetto. Shield activated. Taking fire. Shoot to kill. Cioè, non fa niente di danno agli scudi. Guardate che roba. Target sight. Dove sei te? Ah, siamo morti. Incoming grenade. Shield deactivated. Right. Siamo morti. Can't get a clear shot. Cover me. Shield activated. Shield deactivated. Watch your ammo levels. Shield activated. Siamo morti, siamo morti, siamo morti, siamo morti. You'll pay for that. Siamo morti. Shield offline. Vital signs stabilized. Don't give him the target. Vital signs weak. Ah, signore, ciao Nick, benvenuto. Sto provando sta schifezza di gameplay all'interno di Elite Dangerous Odyssey. Allora, ho perso coscienza, non mi hanno ucciso, ho solo perso coscienza per una ferita fatale. Vediamo cosa succede. Così vediamo anche su cosa succede quando muoio. Non ho perso nessun cargo. Guardate che faccina che mi hanno fatto. Devo rifare tutto l'Holo-Me perché è tutto sbarellato. Ok. Non ho fallito le missioni. Ho perso queste bounty. Vabbè, chi se ne frega. Ah, devo pagare 550 crediti per redeployarmi. Deploy on foot, sì, sì. Ah, ok. Vabbè. Conferma e redeploy, 550 crediti, chi se ne frega. Si fanno... che fai di bello? La guerra senza soldati? Eh sì, praticamente sì. Sì. Vabbè. Allora, 300 miliardi di colpi per tirare giù gli scudi, 2-3 colpi per tirare giù la vita. Dove sono? No gravity. Magnetic contact active. Sono andati in full Star Citizen mode? Ok, no, l'Apex non lo voglio fare, lo faremo magari un altro giorno. Non posso interagire? Perché non posso interagire? Scusate, che succede? Che è sto posto? Con questa posso interagire, ma è la stanza da cui sono uscito, quindi... Allora, io... Se commento mi si scatenano tutti nei commenti. Vorrei sapere voi cosa ne pensate di questa schifezza che abbiamo appena visto. Quindi, sono morto anche per vedere cosa succedeva lì.
Allora, forse di qua? No. Allora, l'unica cosa con cui devo parlare è sta Apex. Welcome to Apex Interstellar. Where can we take you today? Cioè, stiamo scherzando? Founded in 3222, Apex Interstellar Transport is the largest shuttle company in civilized space, with unrivaled reach throughout the core systems. So, wherever Cioè- you're going, Apex can get you there. Sì, Nick, rispetto al mio budget. Ciao Nemo, benvenuto, sono Bruscolini. Luca, sì, guarda, lascia un commento. Ok, sì, lo vedo io e hai perfettamente ragione. E lascia pure un commento dopo sotto il video rispetto a quello che hai appena visto, di quello che abbiamo. Come da copione ci si aspettava qualcosa di... sì, 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 sì. Allora, mi avete rotto i maroni, parlo Frontier, con quel tutorial forzato inizialmente, fai questo, fai quello, fai quell'altro, muoio. E che cazzo posso fare qui? Scusatemi il verbalismo, però volevo proprio evitare. Allora, no, vabbè, ok, non posso saltare, non posso scalare le pareti e le superfici. Respawno qui dentro, dove l'unica cosa che io posso fare è prendere To un Apex taxi Interstellar, your gateway to the stars. che all'interno di questo sistema dove mi porta? Founded in 3222, Su Apex Interstellar Transport sti porti qua. Welcome to devo Apex rifare tutto. Interstellar. Where can we take you today? Scusate ragazzi, sono senza parole. Ve lo dico, cioè sono senza parole in questo momento. Abbiate pietà, ma... Ah, ok. Apex Interstellar Transport accepts no responsibility for any grievances sustained while on board. E la mia nave viene portata dove sono o devo fare il transfer ship? Decalcification loss, Perché io ho una nave dimenticata su un pianeta, Vabbè, facciamo sta roba qua. Your shuttle is ready to depart. Thank you for flying. Quindi adesso dovrei poter andare di là, ma la passerella ovviamente no, è troppo difficile mettere una passerella che vi porta da lì a qui. Cannot access ship docked. Vabbè, proviamo a fare sta roba qui. Boh. Non lo so. Non lo so. Avevo iniziato anche oggi con tutte le migliori intenzioni di vedere cos'era le Space Legs, di fare anche 2 o 3 prove, di vedere un attimo come funzionavano le varie cose. Ok. Ok, quindi questa sarebbe la scaletta con cui io salgo lì dentro questa nave interstellare. Devo gattonare per salire per di qua? Vabbè, non commento oltre. Allora, vado anche a chiudere la diretta tra un po', perché tanto adesso qui se ne svolazza, e mentre se ne svolazza andrò a capire come recuperare la mia nave e a capire come venirne fuori. Abbandonerò brutalmente quella missione, non mi interessa neanche portarla avanti. I nemici sono delle bullet sponge, delle spugne per proiettili, come avete potuto vedere, 350 milioni di colpi per tirargli giù gli scudi, davvero troppi, e un po' di colpi per abbatterli dopo. Ok, potevo prendere delle granate, potevo equipaggiarmi meglio, assolutamente, errore completamente mio, non dico niente al gioco per essere muoruto così brutalmente. Ok che mi inseguono eccetera eccetera eccetera, però vorrei anche dire, abbiamo fatto un tutorial dove mi avete, oddio che succede, dove mi avete più o meno spiegato come funziona sta menata del combattimento. Ok, aspettiamo, audio alto.
Ok, come funziona sta menata del combattimento di qua e di là? Finisco in un settlement dove guardo la missione, c'è scritto ripara questa cosa, ok? Quindi penso di dover andare là, usare 2 tool, riparare sta roba e cominciare a prendere confidenza con le Space Lag. Così non è, mi trovo tanti nemici da affrontare, davvero davvero tanti. Sono riuscito ad abbatterne uno, poi mi hanno ingrumato su quel coso, su quell'angolo lì, e quindi allora, secondo me si sono concentrati troppo su cazzatine come tanti tool con in più multifunzioni per rendere l'esperienza più simulativa e realistica. Sì, assolutamente, ma hanno tralasciato quasi tutti i concetti di base di un FPS che comunque dovevano mettere, visto che questa espansione si basa su FPS. Nemo, non mi puoi trovare più d'accordo con te su questa cosa qui. Sono 100%, anzi anche 1000% d'accordo su questa cosa. Allora, ci stanno i tool, ci stanno le varie robette che aggiungono un po' di esperienza, ma troppo incasinate. Ma perché parli? Ma stai zitto, sto parlando io. Perché dovete parlare costantemente? Oh, cazzuola. Ah. E quindi niente, dicevo, spero almeno che la flottiglia stiano pippando alla grande, almeno i nostri soldi hanno avuto uno scopo. Esatto. Cioè, allora, voglio dire, con 35 euro più o meno vado in offerta, mi prendo un gioco di ogni tipo. Posso prendermi un MMO con 35 euro, milioni di ore di gioco e altre cose. Posso prendere Odyssey e ho le navi spaziali, posso scendere sui pianeti, ho tanti contenuti, non è che sono pochi i contenuti. E bisogna prendere confidenza, quindi le prime missioni regolarmente le falliremo, ma datemi un livello di missione, ditemi una missione difficile, staci attento, se non hai equipaggiamento, se mi dai una clearance di livello 3 per andare lì a fare questa missione di qua, di là, di su e di giù, allora può essere una missione difficile, per me ok, posso aver fatto una cazzata enorme come mi avete visto fare, va bene, ma il gunfight è veramente non mi piace. E continuo a ribadire che secondo me Elite non aveva bisogno di queste Space Lag. Sì, ma non solo un consulente da una software house che fa FPS, ma anche uno consulente che gli spiegava come funzionano le armi. Però vabbè, il gioco è questo, io cercherò di farmi un po' le ossa e di tirarne fuori qualcosa. Quello che a me spaventa tanto è che per riuscire a fare qualcosa io debba grindare come un disperato. Sto attendendo gli exploit. Perché prima o poi, tra un po', verrà fuori qualcuno che vi dirà: fate questa missione, è facile, entrate, slogate e rilogate e vi farmate tutti i materiali come dei disgraziati, tanto non c'è nessuno che vi spara e vi potete farmare, oh yeah, tutti i materiali senza nessun problema. Prima o poi succederà, è solo una questione di tempo. Il gioco è fuori da un paio di giorni, quindi nel giro di una settimana o due uscirà sicuramente 100% qualche exploit per il recupero dei materiali. Quando dovesse uscire, ragazzi, sfruttatelo a manella, non preoccupatevi neanche di giocare più eticamente qua dentro, sfruttatelo, guattatevi tutti i materiali che potete e fatelo. E infatti come FPS lascia desiderare. Se voglio FPS non compro Elite, esattamente. Se voglio un'esperienza FPS completa vado a giocare a PUBG, vado a giocare a non mi piace ma lo metto qui perché so che a tanti piace, vado a giocare a un Fortnite, vado a giocare a un Quake 3, un Overwatch, un Counter Strike Global Offensive o Source, dipende quale vi piace di più. Cioè ci sono tantissimi FPS dedicati a fare gli FPS, la possibilità di camminare, di muovermi, di scansionare cose sui pianeti, magari di interagire con un settlement, ci sta. Il contenuto shooter avrebbero dovuto aggiungerlo secondo me in un secondo momento. Prima dovevano, secondo me, fare un modulo per farci camminare, salire sulle navi, girare intorno, trovarci magari tutti su una stazione a fare 4 chiacchiere, ok, e scendere sui pianeti, farci 2 corse sui pianeti, mettere delle tute, dei tool di utilizzo di qua e di là, di su e di giù, e poi con calma, pian pianino, quando hai diciamo cristallizzato una meccanica,
una core mechanic fatta bene, allora dopo ci aggiungi magari qualche arma, i primi settlement. Hanno voluto fare troppo. Come dicevo, mi sarebbe piaciuto vedere di più un season pass con espansioni ogni 2 mesi, 3 mesi, ok? Che andavano a sistemare alcune meccaniche e ad aggiungere gradualmente tutta una serie di nuove meccaniche. Questa cosa cazzuola Frontier l'aveva già fatta, ok? E aveva funzionato. Non so perché hanno voluto fare la mega espansione. Comunque, farò un po' di esperienza in più con sta cosa qui. Sto parlando da 5 minuti, non sto facendo assolutamente niente, quindi una perdita di tempo brutale. Pad 42, numero importante, chiusa parentesi. Dicevo, non ho fatto niente in tutto questo tempo, ok, da quando sono morto a quando sono fondamentalmente rientrato qui in gioco. Non sto ancora facendo niente, adesso premo ora il primo tasto per fare cose. Sono una base dove non ho nessuna nave e andrò a cercare di capire come recuperarmi. No, non ancora, adesso. Yeah! Quello che mi spaventa è la priorità di questo DLC. Lato FPS sembra... Sì, anche a me. La parte dell'FPS sembra veramente una cosa che sta molto a cuore a Frontier ultimamente, però devo anche essere completamente sincero e onesto nelle mie review, come cerco di esserlo sempre, e anche a me sembra che stiano dando troppa priorità al comparto FPS che secondo me stancherà dopo poco e si rivelerà molto problematico, mettiamola così, e non lo so cosa ne sarà, cosa ne verrà fuori, se riusciranno a tirare fuori il famoso coniglio dal cilindro o qualcosa del genere, quindi questo purtroppo non lo so, ok, guarda, perché vabbè. E io adesso come torno sulla mia nave? Ok. 100 kg pesa sta roba. Scusate, è una cosa che ho notato adesso. 100 kg? Ah, meno 50 al danno cinetico. Come fa un'armatura a pesare 100 kg? Ok, allora, Nemo ci dice: io speravo tanto che con questo DLC avessero rivisto e corretto il multiplayer e allargato il numero di giocatori in Wing, visto che avrebbe... Sì, no, non l'hanno fatto. E poi nei miei sogni speravo in qualcosa di più tattico a terra, con la possibilità di giocare con supporto aereo, sì, sarebbe stato molto bello. E comunque vedrai che prima o poi è così. Io adesso prenderò una nave con delle armi e andrò a sparare quei cicciopanzi con una nave con delle armi. Sparo dei razzi dalla superficie, cioè dall'orbita, per dire. Sparo giù tutti i razzi, accoppo i cicciopanzi dalla nave, baffancuco. Ok? Ok. Bene, quindi abbiamo visto le problematiche del tutorial e varie cose. Io adesso ho solo questa interfaccia. Interstellar Factor, Holo-Me, Vehicle Extras. Dove mi recupero? Scusate, cioè io adesso... Vabbè, allora, exit, spazio, ok, dove recupero la nave che ho lasciato lì? Mi viene automaticamente parcheggiata qui? Aspetta un attimo, ho visto una cosa. Vehicle Extras, non ho un mouse, spazio. Ah, Cash Shop. Quindi Cash Shop, davvero?
Cioè non posso richiamare la mia nave da questa interfaccia, ma posso andare... Oh. Ok, non posso saltare. No accessible ship docked. Sono fregato. Vediamo se qui mi dicono qualcosa. Interstellar Transport. Devo prendere un altro taxi? Perché sono andato su un sistema, su una base dove non ho una... Welcome to Apex Interstellar, your gateway to the stars. Come back whenever you're ready to book. Perché non posso fare uno ship transfer? Pago anche 2 soldi, facciamo uno ship transfer. No, 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 assolutamente no, 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 no. Lasciami stare. Ok, qua cosa si fa? Welcome to Interastra. What are you in the market for? Ah, ecco dove si fa. Absolutely, we can have your ship brought right over. Ok. E adesso per 11.000 cucuzze posso trasferire la mia ship a questa location. Ok, quindi praticamente questa è la ship interface che ho sulla nave. Questa ship interface non ce l'ho dal pannello là, ma devo andare all'Interastra. Ok, se non andavo in giro a chiamare praticamente ogni NPC di questa stazione non avrei mai scoperto questa cosa. Quindi anche qui il gioco... Ok, non è immediata questa cosa, forse ci vuole un po' di tempo. Torniamo al pannello nave. Ovviamente il desk è nella parte più distante perché è giusto così. Cioè, allora, il tempo che ci fa perdere Frontier in queste cose è tremendo. Ah, 4 minuti, quindi allora, ok. Vabbè, magari errore mio nel prendere l'Apex, fino a qui potevo andare da un'altra parte. Adesso ho perso più di un quarto d'ora per essere morto per ste robe qua. Ok, va bene, adesso lo so, ci farò molta più attenzione. Quindi se si muore è un Odyssey, sì, ecco da dove viene fuori il nome, giusto Luca? Hai ragionissima, ecco da dove viene fuori il nome Odyssey. Se schioppate quando siete a piedi, è un'odissea tornare indietro e recuperare la vostra nave. Assolutamente, vabbè. Mentre attendo la mia nave qua, vabbè, goodbye, vado a non so, ammirare lo spazioporto, magari la vedrò anche passare. Succederà? Assolutamente no, però potrebbe essere una cosa bella. Ok, non posso saltare, a Frontier non piace che noi saltiamo. Ok, resto qui in attesa della mia nave. E che altro dire, ragazzi, grazie a tutti per avermi seguito. E su questo piccola altra diretta dedicata a Odyssey, signore, io ci sto provando veramente a entrare nella mentalità e nel game loop e nelle varie cose, ma questo gioco sembra proprio rifiutare i giocatori, non lo so, è come refrattario ai player. Magari c'era qualcuno di voi a cui piace, niente da dire, perché dopo i gusti personali sono gusti personali, la sfida c'è, non è che non c'è la sfida qui dietro. Non penso, Andrea, non penso. Mi informerò però. Non penso ci siano state fatte grosse modifiche nel mining. So che hanno aggiunto qualche scenario che è un po' legato a queste cose qui delle Space Legs, però non sono ancora così pro, non ho ancora esplorato così tanto questa nuova espansione da poterti rispondere meglio di così. E ecco, magari per la prossima volta mi faccio un po' una lista di contenuti che hanno aggiunto, modificato, o dei vecchi contenuti che hanno portato avanti. Sinceramente, allo status attuale, come per le Fleet Carriers, penso che le Space Lag siano un contenuto apprezzabile, magari esplorabile, giocabile, ma da non morirci dietro in questo momento. Attendete
attendete i primi video di exploit che troverete online, come fare milioni di materiali in 5 minuti, tanto prima o poi succederà. Ho raccolto in questo tempo tutti gli arc settimanali per comprare le lettere olografiche da mettere sul cruscotto. Ora tutte le mie navi hanno la scritta Braben Saga. Sarà per quello che non mi facevano loggare da 2 giorni. No. Mi sa che il problema del login era dovuto appunto all'espansione, all'aggiornamento dei server e tutto quanto. Comunque è da un po' che stiamo aspettando. Vedo un pad accendersi. Ho visto una nave che non era la mia passare. Vediamo se arriva la mia nave. No. O c'è qualcuno che sta partendo e decollando. No. Sì, lì c'è una nave che decolla. Vediamo se è arrivata la nave, perché sarebbe stato davvero una bella aggiunta vederla entrare nello spazioporto. Ok, vediamo. 30 secondi. 25, 24, 23, 22, 21, 20. Attendiamo 20 secondi vediamo se la vediamo passare. Tanto è da un po' che siamo qui, quindi tanto vale. Ok. Fly, sono fortunati che è l'unico gioco dove c'è la galassia 1-1. Sì, altrimenti Cosa dire? Il primo gioco che uscirà con un'avionica e con una giocabilità similare e dei contenuti fatti magari un po' meglio. Ok. Ship Ready Asp Explorer. Mi viene notificato e non l'ho vista passare. L'hanno teletrasportata dentro lo spazioporto. Sarebbe stato bello, dai ragazzi, sarebbe stato bello vederla passare, visto che avete dedicato appunto tutto questo tempo a fare questo hub, eccetera eccetera. Non penso che sia difficile mettere un messaggio: la tua nave sta entrando allo spazioporto. Vi mettete là e ve la guardate mentre si parcheggia in autolanding. Ok? Ok, come conferma anche Nemo, nessuna modifica al blocco Horizon, a parte grafica e interfacce. Sì, la Planet Tech, ecco un grosso update che hanno fatto su queste cose. Quindi pianeti migliori, si vedono meglio, migliori texture e schede grafiche bruciate, e tanti giocatori che non riusciranno più a giocarci perché gli FPS ci sono dei momenti in cui calano in una maniera incredibile. Comunque dai, allora, esperienza di oggi un po' più negativa che se non positiva, sinceramente. Su Space Lag non c'entra niente che sono morto per quel motivo lì o cose del genere, ma le perdite di tempo. Io non ho tanto tempo da dedicare a questo gioco. Quel poco che posso dedicare, sinceramente, vorrei non passarlo a guardare un taxi che mi porta in giro, per dirci, ok? Sarebbe bello fare un paragone nel tempi morti di Elite rispetto a tempi morti di altri giochi. Quante cose si fanno in altri giochi nel tempo morto che si sta qua dentro Elite. Comunque vabbè, potrebbe essere un bel test. Detto questo ragazzi, dai, è tardi, è ora di andare a riposarci dopo una settimana di duro lavoro e di dure delusioni. Quindi sti 30 giga sono solo grafici. 50 giga Andrea, 50. Comunque sì, grafico e la parte FPS. Non si può saltare, figuriamoci vedere la nave arrivare. Lo so, cosa vuoi? Ma una volta mi pareva si potesse fare nella alfa, adesso non si può più fare, vabbè, un piccolo dettaglio, per carità. Comunque, sono quelle piccole cose che ci rendono contenti, non serve avere il mondo, per dire, ok? Hanno fatto un casino col mio commander della alfa che portava lo stesso nome di quello in game, ma sono onesto, sono stati abbastanza rapidi a riparare. Sì, beh, quelle 2 o 3 volte che ho dovuto contattare anch'io il supporto, devo dire che tutto sommato non è stata una brutta esperienza. Ho avuto esperienze peggiori con altre aziende. Quindi secondo me dentro Frontier ci sono tante persone che hanno una passione spasmodica per fare le cose fatte bene, e c'è qualcosa di tossico a qualche livello decisionale che sta distruggendo purtroppo la passione anche che abbiamo noi per questo gioco. Sì, perché Elite, sapete, è un gioco che mi piace da sempre, ci ho giocato parecchio, ho fatto tante cose qua dentro, ho fatto tutto, no, per carità, però più vado avanti più sto avendo grossi problemi e grosse difficoltà. Comunque vabbè, dai, nei prossimi, se avrò tempo andrò a vedere altre cose. Quando le vedrò le metterò in diretta, come stasera. Il tasto per jump si può configurare ma in game no. Oxford sì,
È configurabile, ma dentro gli hub non ho visto che funzioni. Adesso questa è la mia barra spazio, non funziona. Qui dentro non funziona. Sui pianeti sì funziona, su tutte le altre parti sì. Quindi così. Va bene. Ok, direi che ci siamo, ragazzi. Vado a recuperarmi l'ASP e quasi quasi vado a montargli sopra dei razzi o qualche arma del genere. Ok. Vorrei pure i Targoid a piedi. Ecco, allora. Mamma mia. Spalanchi una porta. Devo prendere meno funghetti. Gli Happy Mushroom o quello che sia. Comunque dicevo, se avessero dedicato secondo me invece un po' di tempo in più alle Targoid, ai Guardian, a fare un po' di cose lì, sarebbe stato secondo me decisamente meglio che non avere gli FPS. Le Space Legs mi piacciono, ci stanno, ma ok, devo togliere il free look perché si imposta in automatico, resta impostato in automatico, perché il personaggio è una... vabbè, lasciamo perdere su come hanno fatto questa cosa. Più lo guardo, più mi sembra strano. Ok, tra l'altro per outfittare la nave, vabbè, andiamo qua, Advanced Maintenance, Livery, Outfitting. Oh, hanno cambiato tante cose. Ok. Sì, hanno cambiato anche queste cose qua. Colori diversi, tante cose, quello che sia, vabbè. Dovrò riprendere confidenza anche con tutta sta parte qui. Allora, vediamo. Quasi quasi. Quasi quasi. Oh, però i missili. Quasi quasi, ragazzi, che dite? Prendiamo questi, andiamo sul pianeta, tiriamo i missili da fuori, ok? E dovremo essere in grado di eliminare un po' di cicciopanzi direttamente in volo. Vabbè, magari lo proverò in un secondo momento, ma sì, dai, visto che ci siamo e non mi costa niente. Explosive, no, sono degli armamentari che ho usato di rado. Cosa prendiamo? Quelli grandi o quelli piccoli? Ma sì, dai, prendiamo quelli grandi, tanto costano solo 424.000 cucuzze. 1 e 2. No, che è? Scusate. Questo, hardpoint. Browse. Ok. Missiles. Missile rack. Ma mi spiegate perché? Empty hardpoint medium 2. Ok? Explosive. Missile rack. Mi fa vedere quello che ho già comprato? Azzo! Questo l'ho già comprato, me lo mettono qua. Ma che senso ha? Ok. Potrei fare anche così, buy and equip. Vabbè. Vabbè. Ok, sono equipaggiato per andare a sparare i cicciopanzi dalla nave. Se non mi piace venderò tutto. Ok, va bene, dai ragazzi, dai, basta. È ora di andare a terminare questa diretta. E grazie a tutti per avermi seguito in questo mio tentativo di andare a provare un po' le Space Legs. Magari poi vedremo altre missioni o altre cose da fare. Qualche pro, perché qualche cosa bella c'è, assolutamente niente da dire, visto i pianeti nuovi belli, le installazioni sono un po' problematiche, ma vabbè. Comparto FPS non mi piace, ok, c'è qualcosa che non funziona proprio nel comparto FPS, e niente, basta. Detto questo, in teoria dovrei avere ancora la missione attiva, tra l'altro, se non mi sbaglio. Che è sta roba?
Confirmation perimeter. Goodbye, Commander. Ho 100.000 crediti di multa per cosa? Ah, ho fallito anche la missione? Ok, non le pagherò mai, mi rifiuto di pagare questa cosa, assolutamente, no, non esiste, non esiste, assolutamente. E quindi così, allora, eppure mi avevano detto che non avevo fallito la missione. Ah, ok, è vero, sono ancora in power play, tra l'altro. Ah, me ne ero dimenticato. Va bene, dai. Ragazzi, grazie a tutti per avermi seguito. Dai, si è fatto tardi, è ora di andare a letto. È ora di andare a chiudere questa diretta. Grazie a tutti. Virus101 vi dà la buonanotte, perché ormai è tardino. Da Elite Dangerous, Horizon, Beyond, Odyssey, ci salutiamo. Ci vediamo alla prossima. Vi saluto con il mio ormai consueto Transmission Out. E grazie a tutti per avermi seguito, assolutamente.